Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Una donna di 53 anni è morta ieri sera a Pordenone, travolta da un'auto. Subito dopo essere scesa da una corriera è stata investita a poca distanza dall'abitazione nella quale lavorava come badante. Anche a causa della pioggia, ieri sera si è verificato un incidente stradale mortale attorno alle 21 a Pordenone, nella zona della Comina, sulla provinciale 7. Una donna di 53 anni, Maria Llanos, originaria dell'Honduras ma residente a Cordenons, stava attraversando la strada per andare al lavoro quando è stata investita da una vettura, una Citroen C3, guidata da una 38enne del capoluogo del Friuli Occidentale. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Barcis, al confine con il territorio del comune di Roveredo in Piano. La donna è morta sul colpo. Inutili soccorsi prestati dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. La donna faceva la badante ed è stata investita a poca distanza dall'abitazione dove prestava il suo servizio. Per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità è intervenuta la polizia locale di Pordenone e Cordenons, che sta svolgendo anche le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e attribuire le eventuali colpe alla guidatrice. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della procura di Pordenone, la salma è stata composta nella camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Ci spostiamo a Trieste, dove continuano gli episodi di violenza. Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate in concorso 4 giovani italiani, di cui un minorenne. Senza apparente motivo la gang ha aggredito e colpito con pugni un uomo di 58 anni presso una fermata dei bus in via Flavia. Spintonato l'uomo è poi caduto a terra privo di sensi. Grazie a un passante che ha notato l'aggressione in atto, sul posto sono tempestivamente intervenuti gli uomini della squadra volante, che hanno identificato il quartetto. I sanitari hanno accompagnato l'aggredito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per i gravi colpi subiti, accompagnati in ufficio, ricostruito l'episodio. Dopo le formalità di rito i 4 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Trasportavano droga dalla Slovenia in Italia utilizzando un ingegnoso sistema idraulico con comando elettromagnetico, ma la Polizia di Stato è riuscita comunque a incastrarli e poi li ha arrestati. Trasportavano droga dalla Slovenia utilizzando un sistema molto ingegnoso. Una giovane coppia goriziana, 22 anni lui e 23 anni lei, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi. Fermati a un posto di controllo poco dopo l'ex valico pedonale del Rafut, all'interno della loro Volkswagen Golf, il personale della sezione antidroga della squadra mobile isontina ha scoperto un vano completamente nascosto alla vista, ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale dell'auto e accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico di sollevamento a comando elettromagnetico. All'interno del vano erano nascoste 4 buste di nylon termosaldato contenenti 2,5 kg di marijuana e una busta di nylon con 60 grammi di cocaina. Sono ancora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia per risalire i contatti dei 2 giovani e ricostruire quindi i probabili viaggi che hanno effettuato in precedenza per trasportare in Italia sostanze stupefacenti. L'UE ha deciso che le frontiere resteranno aperte, prevedendo comunque misure restrittive per chi proviene da zone dove il Covid è particolarmente diffuso. Al vertice dei 27 Conte ha chiesto che si rispettino i tempi di consegna dei vaccini, se Pfizer manterrà gli impegni già la prossima settimana. In Friuli Venezia Giulia saranno riaperte le agende per prenotare le vaccinazioni. Il vertice europeo sul Covid decide che le frontiere UE rimangono aperte, prevedendo però test e quarantena per chi proviene da zone ad alto rischio, ribadita poi la necessità che siano rispettati i tempi per la consegna dei vaccini. È quanto hanno deciso i leader dei 27 paesi del vecchio continente nel corso di un vertice in videoconferenza durato oltre 4 ore. Se le frontiere restano aperte, saranno comunque scoraggiati i viaggi non essenziali. Le zone dove il virus, in particolare le nuove varianti, circolano con maggiore intensità, saranno classificate come zone rosso scuro e in queste gli Stati membri decideranno ulteriori restrizioni alla circolazione, dai test alla quarantena. Quanto al tema dei vaccini e ai ritardi accumulati dalla Pfizer, al vertice europeo di ieri Conte ha ribadito la necessità che le consegne rispettino gli impegni. Ieri la casa farmaceutica ha rassicurato che i ritardi saranno riassorbiti entro metà febbraio e che dalla prossima settimana le forniture torneranno al 100%.
Segnali in tal senso sono giunti anche al Friuli Venezia Giulia, pronto a riorganizzare la campagna vaccinale, ma in attesa di comunicazioni formali da parte di Pfizer. Se già dalla prossima settimana ci sarà almeno un parziale recupero nella consegna delle dosi, ha spiegato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, saremo in grado la settimana stessa di riaprire le agende per la prenotazione della prima dose. A seguito del ritardo, infatti, in regione sono state garantite le seconde dosi ai cittadini ai quali era già stata somministrata la prima, sono state invece temporaneamente bloccate le nuove vaccinazioni. Le scorte, ha fatto sapere Riccardi, ci hanno consentito di immunizzare nei tempi previsti le persone alle quali è stata inoculata la prima dose. Nessuno è rimasto indietro. Quanto all'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Gimbe dà in miglioramento tutti gli indicatori, ad esclusione del tasso di occupazione di terapie intensive e aree mediche, che continuano a rimanere sopra la soglia critica. Il super sconto carburanti è stato prorogato fino al 28 febbraio. In questo modo si arriverà al sesto mese di sperimentazione dell'agevolazione introdotta per la grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie. Nella zona 1 il contributo totale sul prezzo di acquisto è confermato in 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi al litro per il gasolio. Nella zona 2 il contributo sulla benzina è confermato in 14 centesimi al litro, mentre quello sul gasolio è 9 centesimi al litro. Sentiamo l'assessore regionale all'energia e all'ambiente Fabio Scocimarro. Super sconto carburanti per i cittadini del Friuli Venezia Giulia prorogati per un altro mese, quindi un vantaggio per tutti gli abitanti, eviteremo il turismo del pieno, daremo una mano all'ambiente e all'economia della città, ovviamente alle tasche dei cittadini. A questo punto aspettiamo il contributo del governo per una spesa molto elevata per le casse regionali ed ovviamente questo è un vantaggio, lo diciamo per la cronaca, che andrà a beneficio, il 60% va nel Friuli e il 40% nella Venezia Giulia. Questa è la divisione dei consumi e dei beneficiari nella nostra regione. Primi effetti del maltempo annunciato ieri da un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Friuli Venezia Giulia su previsioni dell'Osmer ARPA Friuli Venezia Giulia. Questa mattina poco prima delle 7 uno smottamento si è verificato lungo via Oltretorre a Tarcento. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli per la rimozione della terra e dei massi. La frana si è verificata nello stesso punto in cui poche settimane fa erano già caduti diversi massi, con la necessità già allora di chiudere l'arteria che collega Nimis con l'Alta Valtorre a poca distanza dal ponte di Molinis. Nessuna persona è rimasta ferita, attenzione perché transita poi lungo la statale 52 bis Carnica a Noiaris di Paluzza per la presenza di ghiaccio sulla careggiata. Primo trasferimento del 2021 disposto dalla Prefettura di Udine dalla ex caserma Cavarzerani di Udine. Sono 13 cittadini stranieri richiedenti asilo di nazionalità pakistana, afghana e irachena che saranno trasferiti in 3 diverse località al di fuori del Friuli Venezia Giulia, alleggerendo così la pressione all'interno della struttura di accoglienza di via Cividale. Sono saliti a 13 invece dopo un periodo di chiusura gli ospiti cittadini migranti accolti nella ex foresteria della Casa degli Esercizi del Santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo. Forse per arrotondare lo stipendio di punto in bianco una madre si è messa a coltivare marijuana con il figlio. Una donna di 58 anni, incensurata, residente a Codroipo, è stata denunciata a piede libero insieme al figlio 23enne dopo che i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una serra con all'interno 4 piante di cannabis in fioritura avanzata. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio a seguito di una perquisizione personale domiciliare. Tutto il materiale è stato sottoposto sotto sequestro. Una svastica è stata disegnata da ignoti nelle scorse ore su una parete di Porta Cividale a Palmanova. Lo sfregio è stato fatto a pochi giorni dal giorno della memoria del 27 gennaio. Il simbolo nazista vergato in Borgo Cividale era corredato anche da una scritta sgrammaticata, verità per le foibe. L'imbrattamento ha trovato l'immediato sdegno del sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, che in mattinata ha denunciato l'accaduto ai carabinieri
6. Attraverso le immagini di videosorveglianza si tenterà inoltre di risalire all'autore della scritta. Nella giornata di ieri inoltre è stata segnalata anche una frase razzista scritta in via Sottoselva a Ialmicco, riconducibile ad una prima analisi alla stessa mano che ha deportato Porta Cividale. Sono cose che non devono succedere. Sfregiare un bene patrimonio dell'umanità con scritte ingiuriose, offensive del dolore di tante persone, tanto più a pochi giorni dalle giornate dedicate al ricordo e alla memoria, commenta il primo cittadino. È paradossale che proprio in prossimità delle date simbolo di queste ricorrenze riemergano messaggi come questo, prosegue Martinez. Non è sicuramente imbrattando un monumento che si ricerca una qualche verità, bisogna fare una profonda analisi storica, una riflessione scientificamente documentata, conoscere e parlare con i testimoni, non lasciarsi ad inutili e offensivi slogan. 5 pietre d'inciampo posate oggi a Caneva commemorano la fine della famiglia Zaghet, di cui parte dei componenti, compresi 2 neonati, furono uccisi o arsi vivi da nazifascisti nel 1945. Io mi sono salvata perché ero dalla zia Sarone, anzi tutti e 2, io e anche mio fratello. Però la mamma era passata il giorno prima in bicicletta e ha caricato su mio fratello, ma era piena di borse, così guarda non ci stai, ha detto vengo a prenderti domani, e l'indomani è stata la giornata tragica della disgrazia. Aveva meno di 3 anni Caterina Franca Zaghet quando i nazisti per rappresaglia uccisero parte della sua famiglia, mamma Dosolina Manfè, il fratellino Ermenegildo di 6 mesi, il cuginetto Enzo Carioti di 18 mesi e i nonni Eugenio Zaghet e Caterina Polo, colpiti a colpi di mitraglia e poi arsi vivi nella loro casa di Longon a Caneva, un episodio che ha segnato fatalmente la vita di Caterina. Anche il padre sopravvisse, ma fu accusato di aver abbandonato la famiglia e Caterina crebbe con zia Emma. Invece era la mamma che aveva insistito. Tu vai via che tanto a noi mamme coi bambini e ai nonni non fanno niente, invece non è stato vero. Una vicenda che ancora oggi mette i brividi, avvenuta il giorno prima della liberazione. Si tratta di uno dei più crudeli episodi di tutta la storia della resistenza pordenonese. Oggi, proprio in quel luogo dove è già presente un cippo commemorativo, sono state posate le 5 pietre d'inciampo del Cammino della Memoria all'interno di un progetto portato avanti assieme all'ANPI, all'ANED e ai comuni dal Liceo Leopardi Majorana. Ormai nei suoi libri di scuola si pensa che sia sempre la solita storia, no? E quindi si racconta molto velocemente e invece bisognerebbe ricordare proprio nei particolari. Io capisco che nell'uomo c'è di cattivo e c'è di buono. Il cattivo l'abbiamo già visto con la guerra e così, di buono forse possiamo ancora scoprirlo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.